L'Albaluna Feltre, in divisa azzurra, nel primo set alla vostra sinistra, gioca col capitano Valentina Feltrin alzatrice, l'opposto Elisabetta Gava, le schiacciatrici Tamara Lazzaretti e Romina Bernard, le centrali Tamara Giacomin e Silvia Garlet, il libero Francesca Minute, l'allenatore è Marcelo Beatrice. Le ospiti del New Volley Vicenza Est in maglia azzurra, nel primo set alla vostra destra, guidate da Andrea Gennari e Claudio Vivian, schierano Giorgia Chiarello alzatrice, Chiara Battistini opposto, il capitano Serena Spagnolo e Anna Fanchin schiacciatrici, Laura Gaeta e Silvia Favaron centrali, Alessandra Campagnolo libero. Il servizio aggressivo di Silvia Garlet crea notevoli problemi alla ricezione vicentina, proiettando il Feltre sul 7-2. Le ospiti difendono e contrattaccano appunto con la Battistini, accorciando il gap sull'8-7, ma le feltrine forzano al massimo la battuta con la Giacomin, riallungando sul 15-8. Vicenza fatica a passare in attacco, subendo le efficaci conclusioni di Gava e Bernard, che aumentano il divario sul 17-9. L'Albaluna Feltre gestisce lucidamente il buon margine, colpendo con Gava e Lazzaretti, controlla il tentativo di rimonta delle ospiti andando a chiudere il primo set sul 25-20 con una fast vincente e un ace di Tamara Giacomin. Positiva ripartenza di Vicenza, avanti sul 5-1 coi muri vincenti di Battistini e Gaeta, ma Bernard e Gava azzerano il gap su 5 pari. Poi il potente servizio in salto di Silvia Garlet fa ancora la differenza per le locali che si portano avanti sull'8-5. Le ospiti colpiscono con la Battistini, ma non basta per tenere il passo dell'Albaluna, che imperversa con le azioni veloci della Giacomin e con le battute della Gava, allungando sul 12-6. Coach Gennari rinforza l'attacco inserendo Giada Marcolongo per la Fanchin, mentre nel Feltre la centrale Savietto, reduce dall'influenza, rileva la Bernard, entrando subito nel vivo del gioco. Tra una ricezione errata e una battuta in rete, le ospiti riducono ma non colmano il passivo, avvicinandosi sul 18-17. Savietto, Gava e Lazzaretti spingono le locali sul 22-19. Chiarello mura Lazzaretti, ma il Feltre piazza il break decisivo vincendo il secondo set per 25-20 con l'ace dell'ottima Tamara Lazzaretti. Il terzo parziale inizia male per il New Volley Vicenza Est, indietro sul 4-0 a causa dei persistenti problemi in ricezione. Le ospiti compensano le carenze in prima e seconda linea con una difesa attenta e ben piazzata. Andrea Gennari opera un altro cambio inserendo Anna Cappellari per la Fanchin. Le feltrine adottano la stessa tattica dei set precedenti, forzando la battuta con tutte le giocatrici e raccogliendo ancora copiosi frutti. L'Albaluna conduce con 4-5 punti di vantaggio fino a metà frazione. Sul 13-8 Beatrice Dalla Vedova, anche lei reduce dall'influenza, subentra la Bernard. Poco dopo nel Vicenza Ilaria Rigon sostituisce la Spagnolo. Una serie di attacchi errati del Feltre rimette in corsa le vicentine sul 13 pari, ma l'incisivo servizio della Feltrin propizia il break delle locali che si avvantaggiano sul 17-13. Nel Feltre di colpo si spegne la luce, l'attacco infila un errore dietro l'altro con Gava e Dalla Vedova, favorendo un pesante contro-break vicentino di 8 punti che lancia le ospiti sul 21-17. Il New Volley però sbaglia a sua volta in ricezione e non chiude i contrattacchi decisivi, subendo la rimonta del Feltre che rientra dapprima sul 22 pari, quindi si procura 2 palle match sul 24-22. Battistini e Gaeta riportano sul 24 pari le vicentine che non sfruttano un'altra chance importante in contrattacco, venendo punite da Elisabetta Gava che poi firma con un ace la vittoria dell'Albaluna Feltre. È stato sicuramente un buon test perché ci siamo battute contro una squadra decisamente più forte di noi, però crediamo che tutto sommato con il lavoro che stiamo facendo anche in palestra i risultati si possano effettivamente vedere a lungo andare con le prossime squadre con cui giocheremo. Per quanto riguarda il campionato è partito subito bene, siamo partite un po' come favorite, nel senso che comunque c'è stato qualche innesto, qualche nuovo acquisto. E infatti si è visto fin da, diciamo, non dalla prima ma dalla seconda partita in poi si è visto che la squadra c'era e gira insomma. In quest'ultimo periodo, diciamo nelle ultime 2 partite non le stiamo giocando realmente al livello in cui possiamo giocarle, un po' per qualche problemino fisico della squadra, un po' anche perché l'avversario che abbiamo trovato non è stato realmente a un vero e proprio livello di Serie C. L'anno scorso ho giocato a Santa Giustina in Under 18 e Prima Divisione e quindi è stato un salto abbastanza grande, però spero di arrivare a fine anno e vedere dei miglioramenti, cioè già li ho notati rispetto all'anno scorso.
questa partita ho sofferto abbastanza in ricezione e sì, anche un po' in difesa, però speriamo la prossima volta vada meglio. Adesso abbiamo 2 settimane dove possiamo allenarci bene e prepararci per una partita importante. Non mi è piaciuto la prestazione tecnica, l'ho spiegato alla mia squadra e speriamo la prossima settimana che noi abbiamo il sabato una gara tornare sulla preparazione. Dal punto di vista di obiettivi è piacevole e anche stimolante essere primo in classifica. Comunque noi come squadra abbiamo questo pensiero, punto a punto, gara a gara, dopo si vede. No, io sono un allenatore che non mi piace parlare di certe cose che alla fine uno può pagare dopo. Insomma, siamo una squadra che lavora e mi pare che possiamo dare il passo di qualità in 4-5 prossime gare. Ci ripresentiamo in questo campionato di Serie C diciamo con buone ambizioni di classifica. Al momento siamo in testa. Diciamo che l'ossatura della squadra è rimasta la stessa l'anno scorso, con alcuni 3 o 4 inserimenti, soprattutto ragazze giovani che arrivano dal nostro vivaio e un paio di ragazze, 2 o 3 ragazze esperte sempre qui della nostra provincia. Ecco, vediamo di continuare di questo passo, non abbiamo ambizioni assolute di promozione, però se dovesse venire andiamo bene, sarebbe un'ottima cosa. Diciamo che stiamo lavorando bene sì con la Serie C, però il settore giovanile che stiamo curando molto bene ci sta dando grosse soddisfazioni, e soprattutto da quest'anno che abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con la società Pallavolo Santa Giustina. Ci ha dato modo di poter mettere assieme le realtà giovanili di queste 2 società, e i risultati che stanno venendo fino a questo momento sono molto validi. Ragazze giovani promettenti che spero possano essere inserite già il prossimo anno nella categoria superiore. Questo è un ottimo viatico per la nostra società.